Dietrofront del governo nazionale sui fondi del bando periferie che erano stati congelati dal decreto milleproroghe approvato dal Parlamento fino al 2020. A conclusione di una conferenza congiunta con il governo, il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'ANCI, l'associazione dei comuni Antonio De Caro, annuncia: i comuni torneranno ad avere a disposizione il 1.600.000.000 che il governo aveva deciso di revocare con il decreto milleproroghe. Abbiamo ricucito le relazioni con il governo perché abbiamo vinto una battaglia che non era dei sindaci ma era per i diritti dei cittadini. E ancora continua, abbiamo convinto il governo a tornare indietro, a mettere nuovamente a disposizione le risorse. Non si fermeranno né la progettazione né i lavori. Così l'Associazione Nazionale Comuni ha appunto confermato la ricucitura dei rapporti istituzionali con il governo nazionale sulla vicenda dell'ormai famoso bando del governo Renzi. Quindi la macchina, che in realtà non si era del tutto fermata ma aveva solo segnato un attimo il passo, può rimettersi in moto, anche se ovviamente sarà prima necessario che il governo nazionale attivi atti concreti. Dentro il calderone risiede anche il progetto Girgenti, 33 milioni di euro, di cui metà privati, per il recupero di gran parte del centro storico di Agrigento. Possiamo solo dire che è stato fatto un enorme passo in avanti e che la vicenda è stata riaperta, commenta cauto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Adesso stiamo cercando di capire questo accordo concretamente quali effetti produrrà. Siamo comunque ottimisti, conclude.